Ho tagliato il melone e adesso vado a rilassarmi fuori in poggiolo. Bene, oggi ho preso qualche beccone, questo è il segno dello zaino. Vabbè, comunque mi sono messa il vestitino di Shein. Adesso stanno arrivando dei nuvoloni enormi, quindi non so cosa... non credo di prendermi neanche la sdraio. Non lo so. Potrei azzardare, ma secondo me tra un po' inizierà a piovere. Anche se c'è ancora il sole, però sapete che qua e cambia. Basta uno schiocco di dita e cambia il meteo, quindi adesso vedo che cosa fare. Sto caricando il power bank di nuovo e sta una vita a ricaricarsi, veramente una vita. Mi ero messa a guardare anche i video del drone, non sono venuti male. Sto iniziando a prendere un po' di colorito, finalmente. Come pensavo, il temporale sta arrivando e sì, ed è tutto nero. Ho fatto proprio bene a godermi la mattinata. Questo è il tempo di adesso. Vabbè, ho scoperto dove hanno fatto il nido gli uccellini, ma gli altri giorni non c'era ancora il nido, adesso l'hanno fatto. Non so se l'hanno finito, ma l'hanno fatto. Eccolo lì, sopra la porta del bagno. Perché lì c'è giusto uno spazietto e stanno comodi, no? Sopra il bagno. Vabbè, lì non dovrebbe neanche... dovrebbe essere abbastanza riparato anche dalla pioggia. Adesso si è capito il perché mi ritrovo tutta l'erba qua sotto. Vabbè, dai. Speriamo che giri sto maltempo, perché quello è un nero preoccupante. Avevo steso anche le lenzuola, però non so se faranno a tempo ad asciugarsi. Intanto finché non piove le lascio lì che prendano aria. Loro stanno di qua, tranquilli beati. Mi vedete di nuovo vestita così e ho freddo. Vediamo se Bue mi segue. No, forse no. Vado a vedere l'orto, perché pomeriggio ha fatto un temporale allucinante, ha grandinato. Vi ricordate la terza pianta di fragole che sembrava morta? Adesso mi sembra che si stia riprendendo. Questa ha preso benissimo invece, e questa anche si sta riprendendo. L'insalata c'è, qui c'è il lago di Garda e no, il resto è tutto a posto. L'anguria poverina ha anche freddo, si è aggrappata alla rete. C'è un fiorellino, però poverina ha freddo perché stanotte le temperature scenderanno, da quello che dicono le previsioni. E vabbè, peperoni sono pieni di terra. Pomodori, queste piante prendono bene. I pomodori stanno bene per il momento. Ok, comunque il sole della sera. E guardate di qua invece, quella è tutta pioggia. Che pace, che bello con questo tempo. Cioè, guardate che figata. Io ho uno spione, mi stava spiando, non me ne ero accorta. Sì, vai su, adesso arrivo. Adesso arrivo. Mi stava spiando. Adesso arrivo. Dai, andiamo a mangiare la pappa. Andiamo a mangiare, sì, andiamo a mangiare la pappa. Mao? 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 Bue? Mao? Mao? No, non fa miau perché ho il telefono. Vieni. Dai. Ti do da mangiare. Poi i fiori resistono, ma non so per quanto. Con sto freddo. Cioè oggi ero in costume e adesso sono con la maglia di pelle e ho freddo. Ho 2 maglie su. Non è mica possibile questa stagione, Ciao. Mangia la pappa, sì. È buona, vero? Dunque, sono a casa. Sono andata a fare benzina, a fare il pieno, perché
forse la prossima settimana andremo un giorno al mare. Io vorrei anche 2, ma insomma penso una giornata. E quindi sì, ma il nido sta cadendo. Lasciamo che si arrangino. Che si arrangino tra di loro. Comunque allora sono andata già a fare il pieno. Adesso io vorrei aprire un attimo per far passare un po' di puzza che c'è qua dentro, perché qualcuno è andato al bagno. Io prima di andare via avevo pulito tutto, c'era profumo. Oggi è sabato, è giornata nuvolosa, ventilata, nuvolosa, e adesso non è neanche tanto freddo. Si sta abbastanza bene fuori, sì. Normale, dai, niente di che, non è estate. Quello è sicuro, non è estate. Cioè, oggi sono andata via talmente di corsa che ho lasciato perfino la tazza lì. Dovevo mettere ad andare la lavastoviglie, non ho fatto niente. Cioè, ho piantato tutto com'era e sono andata via, perché ho detto se no poi mi fermo e non vado più avanti. E solo che ho lasciato mezze cose indietro così. Quando vado in orto lui mi controlla. Più che altro secondo me pensa, ti dai una mossa a venire a darmi da mangiare? Io mi metto sul divano e questo è il risultato. A me non mi scalda un piede. Pepe? Mamma. Guarda che Pippo è geloso. Vabbè. Non sono proprio d'accordo che tu stia qua, Comunque, almeno mi scaldi i piedi. No, solo uno. L'altro non vuole scaldarmelo. Va bene. Tira fili, tanto. Oh, ciao! Ciao, gattino. Adesso Pepe è geloso. Cosa c'è? Micio. Oddio, cosa fai qui? Pepe. Oh signor. È arrivato Pepe. Sì, ma pesa 20.000 kg. Si è proprio... si è proprio sdraiato di colpo. Pippo, ciao. Vedete perché non mi metto mai sul divano? Perché questo è il risultato. Perché non riesco a stare tranquilla. E allora sono sempre o in piedi o seduta da qualche altra parte dove loro non possono venirmi intorno. Perché è guerra tra i due, perché sono gelosi di me. Tutti e due. Ehi Mimì, hai il coraggio di mordermi il piede? Senti? Delicatissimo. Sì, delicatissimo, ecco. Ciao ciao! Oggi è domenica, il tempo fuori è nuvolosissimo, un po' umido, decisamente. E niente, mi aspetta un'altra settimana di ferie, ma ci sarà brutto tempo. Almeno per lunedì e martedì di sicuro. Forse anche mercoledì, anche giovedì, insomma. Da questo si capisce che io in ferie non ci devo andare perché se no piove. Quindi io devo lavorare sempre, non posso mai stare a casa. Questo è quello che si evince da questa situazione. Io non posso stare in ferie perché altrimenti fa brutto tempo. Penso sia evidente e chiaro. Quando tornerò a lavorare inizierà il bel tempo. E per questa domenica pasta con broccoli, cavoletti di Bruxelles e cavolfiore e cavolo romanesco. C'è anche quello da qualche parte, eccolo qua. Poi ci ho messo anche un po' di olio di acciughe. Adesso la ripasso un attimo che prenda un po' gusto il tutto e basta. Quindi questo è il pranzo di questa domenica, direi ormai piovosa. Pepe. Non volevo chiudere perché c'è la mosca qua. Moschina. Vabbè, lascio un attimo aperto. No, non mangiare i fili d'erba. Avevo appena pulito. Che non è neanche un filo d'erba quello. Un rametto. Oh sì,
qua sti uccellini. Ah, ma è caduto ancora, cioè è venuta giù ancora roba. Vabbè, dai. Vieni Peppe. Dai. Vieni. Lasciamo stare i chip che fanno il nido. No, 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 devi spiare. Elicottero di passaggio. Comunque è pronta, devo dire. Franz è appena arrivato, quindi è arrivato giusto giusto. Che profumino. Oh, mi piacciono tantissimo le verdure fatte così. Le ho fatte al vapore, non le ho fatte in padella. Le ho fatte ieri sera al microonde al vapore. Già condite e tutto. Proprio con l'idea di farci la pasta oggi. E niente, buon pranzo della domenica a noi.